Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì del gruppo TV7. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, siamo in diretta anche in trasmissione, quindi potete telefonare, vedete il numero in sovraimpressione 049 80 77753 oppure potete mandare i messaggi 345 33 41 171. Ne attendiamo moltissimi perché sarà una puntata sicuramente da seguire, perché sentiremo tantissime cose che non sono state dette e che in questa trasmissione si diranno. L'ospite di questa sera è Maurizio Sai. Buonasera. Buonasera. Come va? Bene. Tutto bene? Sì, direi. Sa già che è una puntata di quelle che dovrà dirci tutte le verità, perché Maurizio Saia è criticato, è chiamato il traditore, è chiamato quello che ha fatto saltare la giunta di Bitonci, l'amministrazione, insomma ne ha detto di tutti i colori, quindi questa sera ha la possibilità di dire tutto o il contrario di tutto, insomma. Ma assolutamente. Va bene, va tutto bene in ogni modo. Va tutto bene, però mi permetterei di correggerti, Giorgio. Possiamo darci del tu anche in trasmissione? Io do sempre del lei in trasmissione, no, però ci diamo del tu, no, è la prima volta, ci diamo anche del tu, via. No, ti volevo rammentare che c'è anche mezza città che invece la pensa esattamente all'opposto e che mi ringrazia, mi ferma per strada, mi dice hai avuto le palle, eccetera, eccetera. E crede nella mia onestà, è una cosa che quando me la si tocca divento un po' una bestia. È l'unica cosa che mi fa arrabbiare, per quello sono molto arrabbiato con quelli che pompano ad arte, ovviamente tutto è nato da Bitonci e dal suo entourage, hanno pompato ad arte una vendita in cambio di farlo cadere. È la peggiore offesa che potevano fare e che continuano a fare. Ci ritorneremo, ma una domanda, visto l'affermazione che hai fatto ora. Do sempre del lei, mi trovo a disagio dare del tu a Primus Inter Pares, do del lei, va bene, facciamo così, poi ci diamo il tu, anche se siamo conoscenti e amici da molti anni. Padova è una città che si divide, Maurizio Saia, tutta la storia politica, quando viene votato un sindaco, difficilmente uno prende una maggioranza importante, viene sempre il 53, il 52, il 54, come mai Padova ha questa caratteristica rispetto a tante altre città dove magari la differenza tra chi viene eletto e chi perde è più evidente? Ma possono essere molte le motivazioni, non credo siano solo di carattere, come dire, ideologico, anche perché sul sindaco teoricamente e tendenzialmente si vota la persona al di là della coalizione. A me dispiace quando sul sindaco, sull'amministrazione comunale si fa ideologia, si fa politica, cioè bisogna spogliarsi da sta cosa. Io 4 anni fa, quando mi sono candidato sindaco, che poi al secondo turno ho sostenuto Bitonci, mi ero candidato con gente di destra, di sinistra, di niente, cioè era una cosa, era il mio sogno dire faccio il sindaco dei padovani, non il sindaco di destra, del centrodestra, di estrema destra, di centro moderato, cioè faccio il sindaco sul metodo, sul programma e sulla faccia e sull'onestà di una compagine della mia persona, eccetera. Questo è quello che è stato brutto e che trovo brutto invece irregimentare sempre con logiche nazionali di partito le questioni. Io credo che oggi Giordani, che ha un lavoro difficilissimo, però ha tentato di fare questa strada e stavolta ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, andiamo con noi, facciamo così Maurizio, perché poi parleremo del passato ma anche del presente. Allora noi abbiamo estrapolato un servizio di Elisabetta Corazza che raccontava proprio in un Primus Inter Pares la caduta di Massimo Bitonci. Lo riproponiamo tale e quale, così ricordiamo ai nostri telespettatori la caduta di quell'amministrazione lì. Vediamolo. La giunta Bitonci è caduta prima di arrivare al giro di Bode 2 anni e mezzo. A far calare i titoli di coda sulla legislatura leghista sono stati 17 dei 32 consiglieri comunali che al termine di una giornata fatta di trattative e di incontri hanno sottoscritto le proprie dimissioni in uno studio notarile. Strada facendo l'amministrazione ha perso alcuni componenti. Già il primo consiglio comunale del giugno 2014, Antonio Foresta di Rifare Padova, lascia la maggioranza. Il primo assessore a rassegnare le proprie dimissioni alla fine di luglio 2015 è stato Flavio Rodeghiero, quindi ad essere allontanata a novembre fu Alessandra Brunetti, assessore al sociale accusata di non ascoltare i cittadini. Protagonista dell'estate 2016 è la vicenda di Stefano Grigoletto, che fa traballare seriamente l'amministrazione. È il 19 luglio. Mentre è in corso una riunione di giunta, l'assessore forzista convoca una conferenza stampa in cui, difendendo il partito, attacca il sindaco. 4 dei 7 azzurri eletti, gli assessori Cavatton e Mosco,
Bosco e i consiglieri Lodi e Turrin, che rimarranno fedeli al sindaco Bitonci fino all'ultimo, prendono le distanze, a differenza degli altri due consiglieri, Bianzale e Pasqualetto, che come Grigoletto sono vicini al senatore Marco Marin e saranno poi tra i consiglieri dimissionari. Dal 3 agosto Stefano Grigoletto non è più un assessore del comune di Padova. I rapporti tra il sindaco e Forza Italia si fanno via via più tesi, quando sempre in agosto Silvio Berlusconi affida a Simone Furlan il ruolo di coordinatore cittadino. La situazione dell'amministrazione precipita quando a settembre Riccardo Russo, eletto nella civica Bitonci, passa all'opposizione, cambiando rappresentativa politica per 2 volte, facendo così risultare inutile il passaggio di Fernanda Saia al misto, con lo scopo di conservare la maggioranza nelle riunioni dei capigruppo. Anche Fernanda Saia è tra i dimissionari, mentre il fratello Maurizio Saia è l'ultimo assessore che si è allontanato dalla giunta, dopo essersi presentato spontaneamente in procura, a detta sua per motivazioni personali e non tanto amministrativi, ovvero come insinuato per prendere le distanze dagli acquisti del settore polizia locale effettuati dal comandante Paolocci, uomo di massima fiducia del sindaco. Per ogni realtà che ha perso, ultima la mia, c'è un perché, c'è una spiegazione molto chiara, dove la responsabilità cade sempre in capo a chi gerarchicamente sopra e a chi soprattutto ha evitato il dibattito, ha evitato il dialogo, ha evitato di ricercare tutte le soluzioni prima che accadesse l'irreparabile. Io ho risposto alla mia coscienza, credo che nelle prossime settimane si capirà anche sempre di più da cosa è dovuta la mia scelta, una scelta dovuta a meccanismi che non funzionavano nel settore dove io ho cercato di dare il massimo, di lavorare, e quindi mi sembrava giusto staccare la spina. Fatto sta, ora a Palazzo Moroni è arrivato Michele Penta, commissario prefettizio, che guiderà il comune fino alle nuove elezioni in primavera, di cui c'è già il nome di un candidato, Massimo Bitonci. Ecco, sai, abbiamo riproposto il servizio tale e quale, di quel periodo ovviamente non è attuale, però l'abbiamo riproposto perché abbiamo raccontato la verità di quel periodo. Una delle accuse che vengono rivolte: Maurizio Saia è il traditore, mezza città di Padova, 3/4, non tutta ovviamente, continua a dire è successo questo perché ha tradito Massimo Bitonci, è lui il colpevole, lo crocifissiamo. È tutto così? Il tradimento l'ha fatto Bitonci. Bitonci ha tradito se stesso, il suo partito, la sua coalizione, il programma, ha tradito i patti, ha tradito gli accordi non sottobanco, accordi normali, chiari. Lui non avrebbe vinto senza il supporto, non mio, della mia coalizione, che fu arrabbiatissima quando io all'inizio, per senso di responsabilità, senso istituzionale, come fai a dire a un sindaco appena eletto non mi stai facendo vice sindaco e hai vinto grazie all'11% che ti ho portato io? Non fai il secondo assessore, l'11%, non fai il secondo assessore e ne fai uno a Fratelli d'Italia che non aveva neanche un consigliere comunale, aveva il 2, il 3, non mi ricordo, l'1,5, ne dai 4 a Forza Italia che è il 5. Ma perché non avete fatto l'accordo prima? Perché tra persone da galantuomini noi non abbiamo fatto nessun accordo, ci siamo incontrati e lui ha detto in proporzione a quello che voi valete oggi al primo turno io corrisponderò, una stretta di mano tra galantuomini. Dopodiché io l'ho mandato nell'arena delle fiere, cioè nel senso buono di tutta la mia coalizione che era fatta da più liste, e ha riproposto lo stesso accordo e tutti hanno detto sì, va bene, ci fidiamo, eccetera. Non avremmo mai immaginato che dal primo giorno lui aveva promesso troppe cose ad altri e quindi ha trovato il ventre, diciamo, più buono, più disponibile, più molle se vogliamo, perché i miei errori io me li prendo. Io ho un'educazione su cui tante cose mi hanno insegnato, l'onestà prima di tutto, e su questo veramente non transigo, per quello sono una iena con chi si riempie la bocca delle fake che partono, che sono partite un anno fa dall'entourage del sindaco uscente. E in secondo luogo non sopporto il fatto di non assumersi le proprie responsabilità e guardare le proprie colpe. Ma è stato un tranello quello che le è stato fatto secondo lei? No, non è stato un tranello, è stato approfittare della bontà, della disponibilità e se vogliamo anche dell'ingenuità. Io me lo dico, io spesso siccome penso che gli altri si comportino come me, non ci posso immaginare pensare che
Avevo tanti amici, soprattutto dell'Alta Padovana, che ben conoscevano Bitonci, ci diceva guarda che devi andare col fucile tutte le volte che parli e tratti con lui, non rilassarti, non essere così, e facendo decine di esempi. Ma a me, io non sarei mai andato sul piano personale, perché Bitonci prima di tutto non ha saputo gestire una maggioranza. Lascia perdere che sono l'ultimo che se n'è andato, però quello determinante. Ma lui ha perso pezzi dal primo giorno, ha perso consensi dal primo giorno e ha approfittato di una situazione in una maggioranza sulla quale creava sostanzialmente il terrore, perché poi le cose vengono fuori, perché poi i pezzi li ha persi per strada, perché dentro la Lega che fanno fatica a poter parlare, le senti e non facciamo finta di non saperle. Dentro la Lega non è una persona ben sopportata, ma non tanto per la storia del carattere, ognuno ha il suo carattere, ognuno ce l'ha meglio o peggio, ma proprio per il fatto che tutto gravita attorno a se stesso, cioè è il Re Sole, cioè tu non puoi far politica non mediando, c'è un problema, c'è un tema su cui la maggioranza non è d'accordo, non puoi creare il terrore, non puoi chiudere la gente dentro una stanza, voglio sapere chi ha parlato, deve uscire fuori, oppure se non siete d'accordo andatevene, cioè non puoi governare in questa maniera, perché questo è stato il metodo che lui ha utilizzato dentro il comune, dentro l'amministrazione e con la sua maggioranza, e l'ha persa a pezzi, e se continuava così l'avrebbe persa, e noi abbiamo staccato la spina, già un cadavere politico, perché anche sta storia non cambiava niente, stava un mese in più lì e basta, perché lui aveva già anticipato in giunta che non avendo più la maggioranza per poter fare l'ordine del giorno di un consiglio comunale, tu sei morto politicamente, perché se la maggioranza non ce l'hai non puoi stabilire A, B, C, D e poi la mozione l'opposizione tenerla per ultima come si fa sempre e lo fanno tutti e non è una bella cosa, ma non puoi fare il tuo ordine del giorno, non ce l'aveva più la maggioranza, non c'era più tra i capigruppo perché non aveva più, l'aveva persa lui. Ma senta, allora, aver staccato la spina un mese prima è staccare la spina a un cadavere o anticipare. Io ho capito che poi lui doveva arrivare per fare l'ospedale, eccetera, ma a me non interessa. A me quello che ha portato definitivamente... Come per fare l'ospedale? Mi spieghi meglio. Che senso? Lui ha fatto un atto il giorno dopo Bitonci che era stato... dice che la causa della sua caduta è stato l'ospedale, vero o no? No, ognuno ha motivi diversi. Io ho i miei motivi. Io ho dei miei motivi. Io ho dei motivi di tutto quello che ho detto adesso, più altre cose ben più gravi, di cui... Siccome tipo? Cose di carattere legale e giudiziario, cioè io ho vissuto quasi un anno in cui le determine che il mio dirigente faceva, e le faceva copiose, perché 3,8 milioni gestiti senza gare e tutti sotto soglia, può far venire qualche dubbio. Io di queste determine le apprendevo dai giornali e me ne lamentavo urlando col sindaco. Ma lei andava da Bitonci a dire questo? Certo, allora si sistemava le cose per un mese, adesso gli parlo, adesso faccio, eccetera. Questo è successo per alcuni mesi finché poi io ho cominciato con la mia coscienza a prendere coscientemente da solo, per conto mio, al limite con la mia vecchia coalizione, che comunque aveva ragione dall'inizio a dire tu dall'inizio dovevi impuntarti, dovevi non accettare di fare l'assessore. Quando hai visto che non rispettava i patti sin da subito, dici allora sai cosa c'è? E perché l'ha accettato? Perché? Perché era una cosa che ci tenevo, ma non come assessore, non me ne fregava niente fare l'assessore, perché la sicurezza urbana è la mia passione ed è anche la mia competenza politicamente, perché ci ho dedicato una vita. Quando una telecamera per te come per altri era quella che ci sta riprendendo qui, e io andavo in Inghilterra, in America, in Svizzera, per passione a capire cos'era la sicurezza urbana che nasce come tema nei paesi anglosassoni. Me ne sono sempre occupato in Parlamento, ho fatto delle battaglie a fianco dei poliziotti, delle polizie locali in particolare, ho tentato di far passare leggi condivise anche dalla sinistra, perché sulla sicurezza urbana non c'è ideologia, ci sono cose da fare in una città che fanno bene un sindaco di sinistra, di destra o di niente, basta che abbia l'intelligenza e l'umiltà di affidarsi alle persone competenti. Per questo motivo e per altri ancora, anche per il senso dell'istituzione, per il senso di responsabilità, che ha appena vinto, successo, mettiamoci psicologicamente in quel momento. E mi è successa la stessa roba con la Destro. Nel 99 la Destro, diciamo che parte e manca, non a sti livelli, manca su qualche accordo. Anche lì
ero il più votato, che non è più stato battuto quel record di preferenze, era il secondo partito, ero segretario di un partito, allora era N, e dovevo fare vice sindaco, e invece c'era Presidente del Consiglio, sindaco e vice sindaco tutti di Forza Italia. Questa esperienza perché non ha cambiato? Quell'esperienza lì siamo stati congelati per un po' e dopo l'allora segretario del mio partito ha detto la ricreazione è finita, entra in giunta e smettetela di fare gli aventinisti. Qui era una situazione molto più complicata che cascava solo sulle mie responsabilità e non avevo partito perché io mi sono candidato senza partiti, non ne volevo sapere più da tempo e in una coalizione che era un insieme attorno a una persona candidata e a un programma e a un metodo soprattutto, il metodo di ascoltare la gente e di rappresentarla seriamente. In quel momento onestamente ho sbagliato, ma lo dico, cioè, se tornassi indietro non avrei accettato di fare l'assessore, stavo in consiglio. E in consiglio determinavo molto di più. Sarei stato a fianco di Foresta che ha avuto, lo riconosco, molte più ragioni quando ha tentato di stare nella maggioranza dopo i primi giorni, come avete narrato qui, che subito lui si era messo in una posizione critica. Poi c'è stato un momento di idillio, perché il sindaco dimostrava disponibilità a ragionare, ma non perché gli avesse promesso l'assessore, che poi l'ha fatto quando stava perdendo i pezzi seriamente, gliel'ha ben proposto, c'è perfino una telefonata di Salvini che racconta Antonio Foresta, una festa che era qua, in cui gli proponeva per l'ennesima volta di fare l'assessore, e lui è stato bravo a resistere, è stato bravo e questo gli va riconosciuto, perché certi richiami non sono da tutti. Come dire, a cedere, diciamo, alle tentazioni. Andiamo con ordine, però ritorniamo. Allora, nasce questa diatriba, nasce soprattutto perché Maurizio Saia voleva un comandante dei vigili, mentre Massimo Bitonci ne ha preso un altro. Si può dire che nasce anche da qui? Sarei scorretto a dire questo. Il sindaco mi ha detto, io voglio fare questo comandante. Io ho detto, guarda, il comandante va bene, io per quello che lo conoscevo non avevo nulla da dire, l'importante è che faccia il comandante, cioè la politica sulla sicurezza urbana, l'impostazione delle cose, non il dirigente, l'attività politica la devo fare io, assolutamente, e questo non è stato, lentamente, io i primi 6 mesi che non avevo Paolo Occi, ho potuto impostare, abbiamo fatto una riorganizzazione del corpo, abbiamo fatto nuove squadre che andavano a rispondere è una passione, è una conoscenza profondissima che ho su queste cose e soprattutto è peculiare, non ci sono 3 cose da fare, c'è una strategia, la sicurezza urbana tocca la viabilità, l'urbanistica, il degrado, l'arredo urbano, cioè tocca una marea e ovviamente la polizia locale in primis. Tu devi dare risposte ai cittadini, ci siamo inventati delle cose importanti che hanno avuto grandi effetti e quindi cos'è nato? Dopo è arrivato il comandante un po' alla volta, ha preso spazio e finché io sono stato esautorato, ma agli occhi anche del corpo che mi conosce, anche a livello nazionale, che tutti sanno chi sono, cioè voglio dire, dal punto di vista delle polizie locali, è stato un brutto vivere. Allora discussioni. Ma lei poi andava a parlarne con il sindaco? Certo, andavo, discussioni, cose, ma questo è stato lento, diciamo che è stato anche molto, come dire, intelligenti nel farlo, perché è stato goccia a goccia, non è una roba traumatica, quindi tu alla fine vai sopporti, mandi giù, sopporti, mandi giù, però dopo un po' mi sono reso conto che non andava bene. Io non accuso nessuno, però dico, quando non c'è un controllo politico su quello che sta facendo il dirigente, possono succedere tante cose, possono anche non succedere, ma io potrei fare 1000 esempi. Se io voglio delle divise nuove, più operative per gli uomini della polizia locale, cosa si fa? Sono 300 uomini, 280, si fa un bel bando, una bella gara, stiamo parlando di cifre importanti, gli cambi le divise, gli dai delle cose più operative, no? Camisetta, qualcosa, 200 cinturoni, robe, ma gli dai agilità per poter essere presente sul territorio e dare la sensazione di sicurezza anche nella divisa. Le divise sono state fatte così. Prima ha fatto un reparto, 20 uomini, le braghe le abbiamo comprate da uno, le camicie da un altro, le giacche da un altro, i giacconi da un altro ancora, le scarpe da un altro ancora. Certo che stai sempre sotto i 40.000 euro, ma non mi pare proprio la scelta più igienica, va bene? Non sto accusando nessuno, sto dicendo che non va bene.
E oltretutto fai anche delle divise che sembra, infatti qualcuno ci prendeva in giro, che te vedevi che c'erano robe fatte un po' così. Quindi lei interviene e contesta questa decisione. Io su tante di queste cose, cioè avere i giornalisti che la mattina ti dicono senti mi spieghi questa determina che avete fatto, ho detto guarda, cioè io anche per salvare la faccia diceva scusa un secondo, chiudevo, chiamavo il comandante, ho fatto una determina, sì, non ti è arrivata, no, ho detto guarda, se la leggono sul Lotus del comune, ma voglio dire, so l'assessore magari, cioè eravamo arrivati al punto che imploravo di poter almeno essere informato. Momento, mi scusi, sai, in quel momento poteva prendere appunto ma te l'ho già detto, decisione. Anzi gliel'ho già detto Giorgio, l'ho fatto. Ma io non facevo i casini all'esterno, ne parlavo col capo di gabinetto, ne parlavo con le persone più vicine al sindaco, ne parlavo col sindaco e gli interventi c'erano molto mitigati, il comandante si metteva in riga, eccetera. Io ho fatto di quelle baruffe negli ultimi mesi il comandante devastanti e gli ho detto guarda che se questo, ma gliel'ho detto 6 mesi prima, mi ricordo anche dove eravamo, gli ho detto guarda questa giunta se tu continui così rischia di cadere, perché se io mollo veramente si affloscia tutto, si affloscia tutto. Cioè, devi capire che non puoi continuare a fare i comandanti in questa maniera. Capisco che vieni da un comune dove avevi 15 uomini, adesso ne hai 300, puoi avere un momento ma cioè, poi certo. Hai un assessore che ti può supportare, ha rapporti importanti col corpo, li conosce molto meglio di te da prima, perché sei 20 anni, che 30 anni comunque. Tutti gli altri assessori, Maurizio Saia e consiglieri che sono saltati in quella giunta, avevano tutti i problemi che aveva lei con il sindaco oppure c'erano delle altre problematiche? Beh, qualcuno aveva più problemi, qualcuno meno, poi qualcuno non ne aveva per niente, perché se tu ti adatti a qualsiasi cosa il sindaco dica, diventi il suo migliore assistente, il suo migliore alleato. Chi invece, io ho cercato di evitare le polemiche, non mi esponevo, tante cose le presentava a lui come sindaco, non mi interessava, a me interessava la sostanza delle cose, volevo che realmente venissero fatte, per cui c'è un'amarezza enorme nell'aver deluso non solo la città che si potevano fare 1000 cose in più, ma soprattutto gli agenti e la polizia locale. Certo. Senta, tornando, perché abbiamo capito questo, poi tornando a quella fatidica sera che siete andati a notaio, assieme a tutti gli altri, ovviamente l'opposizione e anche a quelli della maggioranza, quello che è passato, il traditore più traditore, è stato Maurizio Saia, perché è andato per ultimo. Per quale motivo? No, io non sono andato a notaio, io non dovevo andare a notaio. Allora, il notaio diventa un atto politico per tranciare la situazione immediatamente, per non iniziare cioè quando le decisioni sono prese, ognuno per motivi diversi, qua ci sono, la storia della congiura è una grande balla, ci sono motivi pesantemente diversi. Io ero concentrato sulle mie cose, chi era concentrato sul programma perché l'ospedale doveva andare da una parte invece dopo è andato da un'altra, chi era concentrato sullo stadio, il plebiscito, cioè, ognuno, chi perché non riusciva a fare l'assessore o perché aveva problemi di altro tipo, ma voglio dire, lui ha perso un pezzo alla volta, cioè per motivi diversi. D'accordo. E quindi ma quando decidete di andare dal notaio? Il notaio è una decisione politica per tranciare e tagliare. Quando si decide di fare una cosa, poi smenarla col brodo, consigli comunali, urla, casini, rinvii, cose e tirarla avanti. E quando invece ritieni che una persona, perché ha governato male i rapporti umani, di cui se ne è ampiamente fregato, a cominciare dai suoi dipendenti del comune, di cui aveva preso molti voti, tra quelli miei e quelli in primis suoi, perché c'era la volontà di cambiamento. Prova a chiedere oggi dei dipendenti del comune che sono stati i suoi diretti interlocutori, prima ancora dei cittadini, quanti hanno rivotato Bitonci, di 2.000 a 1.800 dipendenti. Ma prova a girare per gli uffici. Io ci ho girato per gli uffici parecchie volte, mi vogliono bene, e gente che magari mi salutava sì e no, mi ha abbracciato. Cioè si è creato un clima pessimo anche dentro il comune. Lui era l'assessore al personale, se ne è ampiamente fregato, non ha fatto una riunione con i sindacati era una roba che faceva schifo. Tu hai i rapporti con i sindacati, sei sindacalizzato. Cioè, i rappresentanti dei lavoratori vogliono avere a che fare. Io andavo a tutte le riunioni con i sindacati per quanto riguarda la polizia locale, la mia competenza. Ritorniamo, ma perché sei arrivato a quel punto lì allora di andare da questo notaio? Cioè chi ha preso il notaio era, cioè, vi siete perché è trovati un atto politico, è un atto no. No, ho capito che è un atto politico, però vi siete dove trovati... interrompi la maggioranza d'accordo, Saia, ma mi spieghi perché
tutti hanno deciso, cioè avrete fatto una riunione tra di voi, tra le persone? No, non c'è stata riunione. È tutto casuale? No, non è casuale, ci sono state, cioè io non ho mai incontrato nessuno, io ho incontrato solamente Vabbè, come mai tutti sapevano di andare quel giorno, voglio dire? Perché c'è stato, diciamo che ognuno si occupava di gruppi di minoranza, ovviamente si sono arrangiati le minoranze e quei 4-5 che erano della nostra maggioranza ci conoscevamo e ci siamo sentiti noi, c'era gente che aveva già abbandonato la maggioranza tipo russo e quindi si trattava di... In questo passaggio, in quella giornata... E voglio dire un'altra cosa, il notaio era appuntamento alle 3:30, no di notte, alle 2 di notte. Il problema è che c'è gente che lavora, magari, no? E che deve timbrare cartellino, lavorare nel pubblico, nel privato, in questo caso nel privato, e fino alle 7:30 non poteva andare, quindi chiedevano di andare al notaio alle 7:30. Alle 7:30 il notaio ha detto: ho una cena importante di lavoro, tornate alle 10, faccio presto alla cena, e quindi in un paio, 2-3 sono tornati alla cena. Poi che qualcuno dicesse non mi fido, c'era qualcuno dell'opposizione, uno in particolare, che traballava. Vuole fare il nome? No, non ho voglia, ma tanto lo sanno, l'opposizione io non lo so, del PD. E quindi se manca uno, non c'è. Quindi anche fare una guerra dove sei già che non ce la fai, era solo quello, il fatto che 2-3 hanno voluto aspettare. Quindi è stata una giornata intensa di telefonate, di incontri? Sì, ma io no. No, dico in generale per quelli che non sono... fuori da sta cosa qua, no? Cioè, le telefonate di quei giorni sono state solo quelle del sindaco, di Ostellari e il segretario della Lega, eccetera. Io le faccio domande perché il pubblico, il cittadino poi domani vuole saperlo. In questo frattempo, nella giornata, il sindaco ha cercato di ricucire i rapporti, ha cercato di parlare con lei, con gli altri, ma cosa state facendo? Oppure ognuno è andato per la propria strada, era proprio il punto di rottura definitivo? Siamo stati troppo veloci, non se l'aspettava la frana così. Lui si era organizzato per fare altre cose, probabilmente andare verso una dimissioni a fine gennaio, quindi questa anticipazione. Lui mi ha chiamato sbraccandosi completamente, gli ho detto: guarda, io decido per conto mio ed è troppo tardi che tu adesso mi dica fai l'assessore al personale. So che perché le aveva dato gli incarichi, quindi dopo? No, lui mi aveva detto, tentava di recuperare tutto quello ma non mi interessava, cioè il problema non è che uno volesse avere l'assessore in più in quel momento o il coso. Guarda, è una considerazione che non avevo fatto in quel momento. C'è qualcosa che vuole dirmi e non me la sta dicendo? No, stavo pensando, mi sembra che un giorno ho incontrato per strada una signora che vedevo che mi stava dietro, io al telefonino, e mi dice: scusi, volevo dire una cosa, io sono un giudice. Un piacere, non lo conoscevo, sono tanti giudici, quindi non è che conosca tutti, ma non importa questo. Volevo dirle, lo sa che lei poteva diventare la persona più ricca di Padova? Ho detto, anche lei mi viene a dire che ho preso i soldi, che mi hanno dato incarichi, che ho questo, quell'altro, la società X vicina a Giordani, ho detto, no, il contrario. Volevo dire che lei è arrivato al momento in cui ha staccato la spina. Io credo che Bitonci le avrebbe dato qualsiasi cosa se lo chiedeva. Ho detto: guardi signore, non mi è passato minimamente per la testa, non so se sia vero, sicuramente politicamente ha tentato di tamponare pesantemente, faccio fuori questo, ti metto la testa dei Paolocci sul tavolo domani mattina, cioè improvvisamente si risolvevano tutti i problemi. Non si fa così, non si fa così. Ma l'ho trovato anche deprimente cioè il tentativo di comprarti su banalità, su cose che non sono di principio, e lo fai dopo 2 anni che hai ridotto al lumicino una presenza politica con una storia dignitosa e soprattutto con dei voti dei cittadini che hanno detto sì, votiamo Bitonci perché ci sei tu vice sindaco, ci sei tu braccio destro, eccetera, un po' come oggi è Lorenzoni con Giordani. Invece sono stato messo in un angolo, annientato politicamente perché la mia coalizione praticamente non esisteva più, uno è andato da una parte, Foresta dall'altra, mia sorella ha resistito per un po', poi chiaramente era in maggioranza con me, seguiva quello che facevo io, ma È stato traumatico, Maurizio Sei, tutto questo? Guarda, è stato traumatico, la cosa che mi ha fatto più male è quella che ti ho detto prima.
hai avuto un incarico, io ho una società da 5-6 anni in Albania, dove? Tutti dicono, fermo lì, che lei è andato via, Sì, poi sì. volevo parlare dopo successivamente. No, vabbè, ma se mi perché dici la traumatico Despar, ti rispondevo adesso, allora... Ricordiamo se allora, è lei prende i soldi sì. alla Despar e la Despar ha fatto cadere Bitonci, ha dato i soldi a Giordani, cioè, c'è qualcosa di vero? Lei lavora per questa società e vive su questa società e ha guadagnato su questa società? Oltretutto le fake, perché Bitonci su una cosa è bravissimo, sulla propaganda, è un grande. Ha fatto propaganda in campagna elettorale vendendo cose che non ha mai fatto, che non sono mai state fatte, tipo la centrale operativa fatta, ma fatta dove? Cioè, ma si è inventato di quelle opere urbanistiche che erano timbrate Rossi, Zanonato, ma non perché fossero più bravi loro, perché bisogna dire la verità, bisogna dire quello che si fa. E soprattutto denigrazione a go-go su tutti, quello è stato comprato, quell'altro è stato comprato, e siccome io politicamente avevo più peso, lui è stato stracomprato, ma dicendo anche balle che non stanno neanche in piedi. La Despar, mi dispiace a me citare, l'hai citata a te, mi tocca rispondere. No, perché quella che è inutile nascondersi sì, dietro. ma non l'ho mai citata perché tirare in ballo un'azienda, è vero che comunque lui... Bitonci lo ha rinfacciato anche al sindaco, tante occasioni, eccetera. In Albania esiste una Despar che è albanese, che risponde al gruppo internazionale della Despar, che non c'entra niente con quello... Beh, uno può sempre pensare, ma in lingua dice, quello di Padova l'ha mandato... Ma io non lavoro, ma... Cioè, no, allora, appunto, il concetto è che non si... Sì, però, sai qual è la miglior risposta alle fake, agli insulti, alle denigrazioni? Partire con altre denigrazioni. Però bisogna avere la stessa faccia, e non dico che aggettivo usare, o la stessa coscienza, e non dico che tipo di coscienza, per fare politica in questa maniera. Io non sono capace, non l'ho mai fatto, io non sono capace di denigrare una persona per rimbrottare e contrattaccare sulla denigrazione che lui fa ad arte nei miei confronti. Non sono capace, per cui sei costretto solamente a dire no, non è vero, che ci sia... Posso definirlo stronzo in TV? Uno stronzo qualsiasi che porti la fotocopia di un contratto, di un accordo, una fotografia, una roba, quello che vuole, delle balle che sono messe in giro. Io sono stupito di cittadini per bene che basta che quel vicino gli dica ah, quello lì prende 10.000, no, 20.000, 50.000 euro al mese, non ha l'Albania, ha tutti i Balcani, poi ha preso delle nomine da Tosi, poi ha preso delle nomine dal PD. Ma di cosa stiamo parlando? Io non ho avuto nessuna nomina, io mi sono tolto solo 2.500 euro che mi facevano comodo, perché io sono uno, non dico dei pochi, perché se ne sono tanti e che non se ne parla mai, di quelli che ha fatto politica senza mai arricchirsi. Che in Parlamento io amo ricordare i no che ho detto anche ai miei capi, o ai miei leader, o ai miei presidenti del Consiglio, o ai miei ministri, i no su certe determinate cose. E qualche giornale a suo tempo ne ha parlato, quelli più acidi e più cattivi, tipo il Fatto Quotidiano. Ho fatto il relatore di una finanziaria, dell'ultima finanziaria del governo dello Stato italiano, che dopo sono diventate leggi di stabilità dopo il 2010. Ho detto dei no pesanti, ma pesanti, che mi sono costati tanto, ma io ero felice, mi sentivo un eroe per aver detto di no. E un eroe non farne propaganda, quindi non mi si tocchi su sta cosa. Cioè, sull'onestà, chi mette in discussione o dice che ho venduto la caduta di Bitonci in cambio di, è un farabutto. Intanto perché non c'è, no, la prova, siccome è menzogna pura, che rimando al Goebbels dei poveri, che è bravissimo a fare propaganda e ad arte fare fake, come anche sull'ospedale in sti giorni, è ridicolo, non so dove trova il coraggio di dire che lui aveva già firmato, lui aveva, il giorno dopo che è stato dimissionato, ha mandato una mail in regione, non aveva né il potere perché non era più sindaco, ma non aveva neanche il potere se fosse stato sindaco. Perché è un passaggio del Consiglio Comunale dire vi do le aree a disposizione, partiamo col coso. Ma le aree di chi? Non sono mica tue, devi passare per il Consiglio Comunale. Lo so che per lui era un problema il Consiglio Comunale, era una fatica in più, era, cioè, nella sua logica la democrazia era un problema in più e lui avrebbe voluto decidere da solo. Anche la giunta era una cosa di peso. Qualche volta gli è anche scappata questa battuta. Cazzo, me ne faccio la giunta, faccio il sindaco, mi hanno votato me e faccio io. Vabbè, però siccome la legge è diversa, fatene una ragione e se perdi e vai a casa, noi traditori, è colpa tua, hai tradito programma, alleati e cittadini alla fine. Andiamo a prendere e io ho molta amarezza perché avevo deciso di uscire dal Parlamento,
ma sognavo la cosa più bella è governare una città, perché lì hai il rapporto con i cittadini, ci metti la faccia, ti impegni e ti fai carico dei problemi degli altri, che bisogna avere la passione di questo. Devo bere un goccetto d'acqua perché sono passati 35 minuti in diretta e non si è mai fermato, quindi abbiamo bisogno di un po' d'acqua. Avevo appena iniziato. Sono arrivati già dei messaggi, poi andiamo in pubblicità, rientro, continueremo nel ragionamento di Maurizio Saia. Voi da casa potete, avete visto, telefonare oppure mandare messaggi, cercheremo di mandarne ovviamente il più possibile. Vi ricordo che siamo anche in diretta sulla pagina Facebook, rimanete con noi a tra poco.